Venezia. Il parroco di Torcello nel mirino dei ladri. È stato derubato a bordo di un vaporetto strapieno di turisti. 10 minuti di viaggio da San Marcuola a Piazzale Roma, il tempo sufficiente per tagliargli i pantaloni, uno squarcio di 20 centimetri e sottrargli la preziosa busta con 380 euro in contanti, che sarebbero serviti per acquistare le candele per la chiesa. Il parroco però se ne è accorto soltanto una volta giunto a Mestre. Ha sporto denuncia, oltre che lanciare un appello perché a bordo dei mezzi ACTV siano eseguiti maggiori controlli per tutelare i viaggiatori. San Donà. Era un odontotecnico, ma ora che da anni si trovava in pensione si dedicava all'esercizio abusivo della professione di dentista, senza dichiarare gli introiti, ma è stato scoperto dalla Guardia di Finanza, secondo cui il falso dentista negli anni si sarebbe intascato circa 120.000 euro. Ignari i clienti che credevano di andare da un professionista. I finanzieri hanno dunque organizzato diversi appostamenti, poi è scattato il blitz nello studio posto sotto sequestro. Hanno ascoltato i numerosi clienti che hanno fornito informazioni sulle prestazioni mediche erogate, le strumentazioni usate e l'importo dei pagamenti. L'uomo è stato anche denunciato per lo smaltimento illegale di rifiuti sanitari e per l'utilizzo indebito di apparecchiature radiologiche e laser riservato solo a medici professionisti. Sottomarina. Un'anziana di 85 anni seduta sul lungomare è stata rapinata da due malviventi. Sembrava avessero solo voglia di fare quattro chiacchiere, ma poi si sono rivelati dei criminali. Dopo averla confusa a parole, sarebbero entrati in azione strappandole tutti i gioielli, collana, orecchini e anello. Tutto in un attimo, tanto che la donna se n'è accorta a cosa fatta. Quindi è tornata a casa per chiamare il figlio e avvertirlo, che a sua volta ha allertato i carabinieri. Al vaglio le telecamere di sicurezza della zona.